Siamo con Franco Passadori, direttore generale delle Cantine Vivo. Ci racconti questa realtà che va dal Veneto al Friuli, oltre 2000 soci. Sì, Vivo Cantine è una società cooperativa che vede 2100 conferenti circa, ha un'estensione della superficie abitata di poco inferiore ai 4000 ettari ed abbraccia un territorio del Veneto orientale abbastanza interessante, un territorio che racchiude due DOCG, il DOCG Lison e la DOCG Malanotte. Ci sono poi tre DOC importanti, la DOC Prosecco, la DOC Lison Pramaggiore e la DOC Piave, e poi andiamo ai vini ad indicazione geografica tipica. Ecco, la vostra realtà è nata nel 2012, ma in realtà la storia è molto più lunga. Sì, la nostra realtà è giovane, ma ha le proprie origini dagli anni 30 con le prime cantine che noi abbiamo aggregato e si sono andate evolvendo fino a completare con la fine degli anni 50. Raggruppiamo 8 stabilimenti di pigiatura e vinificazione e una cantina di imbottigliamento, con una capacità lavorativa annuale di circa 500.000 di quintali uve e abbiamo un'esportazione di prodotto imbottigliato che supera i 20 milioni di bottiglie. Vi presentate al Vinitaly con delle novità, delle etichette nuove con cui guardate anche i mercati stranieri. Sì, abbiamo delle linee studiate prevalentemente per i mercati esteri, abbiamo la linea Giotti e la linea Bosco dei Cermioli dedicate al mercato americano e al mercato inglese, mentre confermiamo sui mercati europei le precedenti linee, la linea Terre Marciane e la linea Capviri. I grandi rossi del Veneto centrale possono dare grandi soddisfazioni, no? Per chi sa degustare veramente il vino. Sì, certamente il Malanotte è una punta di diamante di questi vini, ma io sono convinto che anche i refoschi del Veneto orientale, dell'area del Lison Pramaggiore, potranno essere altrettanto rinomati e guadagnare un posizionamento che meritano sui mercati esteri. Siamo fortemente impegnati nel dover riqualificare e riposizionare soprattutto questi rossi, io dico, da una viticoltura eroica che hanno consentito ai nostri soci di poter continuare a coltivare le uve rosse tipiche del territorio e non essere allucinati, consentitemi questo termine, solamente dal Prosecco e dal Pinot Grigio.